Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti questa mattina per questa tavola rotonda che, come sapete, appunto tratterà del rapporto tra Malipiero e Vivaldi e rientra tra le manifestazioni organizzate per i 50 anni dalla morte del compositore veneziano. Io non mi dilungherei in particolari introduzioni e darei subito la parola alla dottoressa Trovato per iniziare questa tavola rotonda. Va bene, buongiorno a tutti intanto e ecco io appunto apro i lavori di questa tavola rotonda appunto affrontando un tema che io trovo assolutamente affascinante da una parte la riscoperta di Vivaldi del Novecento e dall'altra il rapporto con l'antico della generazione dell'80. Ecco, a partire dagli anni 30 del secolo scorso, la figura di Antonio Vivaldi subì una vera e propria riscoperta e rivalutazione in seguito al processo di riscoperta della musica del passato, che in Italia trovava una spinta vitale nei primordi del Novecento. Questa rimozione di un immaginario velo sulla musica che noi oggi chiameremmo antica tout court avrebbe portato a diverse operazioni di dissodamento delle fonti, come i monumenti dell'arte italiana patrocinata dall'Associazione dei Musicologi Italiani, un'impresa che era stata avviata nel 1909 e che poi sarebbe conclusa per mancanza di fondi nel 1916. E nel 16 è proprio il 1916 è proprio la data in mezzo alla prima guerra mondiale della nascita di un'altra operazione di questo tipo, che però per noi è un po' più interessante. E appunto si tratta della collana dei classici della musica italiana che era stata promossa da Umberto Notari, patrono dell'Istituto Editoriale Italiano e personaggio molto interessante perché è legato a tutta quella Milano degli anni 10 e 20. E Notari, appunto, quando decide di affidare il progetto a una voce importante, la sceglie in Gabriele D'Annunzio, e la affida ad Annunzio assieme ad altri personaggi dell'epoca che a noi interessano molto nel contesto che stiamo affrontando, appunto Francesco Balilla Pratella, Gianfrancesco Malipiero, che aveva curato il piano iniziale della raccolta, Carlo Perinello e Ildebrando Pizzetti. Appunto, la guida della raccolta era stata però affidata alla voce, diciamo, più illustre del panorama culturale italiano, che è il Vate, che aveva scritto e aveva creato anche il personaggio di Stelio e Frena, il personaggio del fuoco, un testo del 1898, dove D'Annunzio si faceva banditore di un nuovo ideale d'arte musicale, fondato sulle qualità più peculiari e profonde dell'anima italiana, che apparivano quindi incarnate nella tradizione più remota della storia musicale nazionale. Ecco, la presenza di musicisti della generazione dell'80 nella raccolta di Notari ci permette subito di fare alcune riflessioni sul loro rapporto con l'antico. Con questo ricorso al passato da parte della generazione dell'80 si è tentato di rispondere a due istanze in particolare. Acquisire alla musica italiana una patente di nobiltà culturale e rivendicare sul piano europeo il valore di una tradizione sconosciuta. Il tutto chiaramente immerso, e questo va detto, ancora nei primi decenni del Novecento di una certa mitologia della tradizione musicale italiana. Tanto che, al contrario di quel che succedeva in Germania, dove chiaramente già esisteva una maggiore consapevolezza storica, il recupero del passato in Italia passava attraverso l'opera di compositori militanti che si fecero editori, revisori e divulgatori. Ci restituisce il senso di questo doppio piano appunto una citazione di Gianfrancesco Malipiero, che nel 29, nel suo libro su Monteverdi, scriveva come certe famiglie nobilissime cercano fra i vecchi documenti nuovi titoli di nobiltà, così noi oggi dobbiamo rievocare i fasti della nostra arte musicale. L'esperienza dell'antico per ognuno dei rappresentanti della generazione dell'80 però assume chiaramente caratteri diversi.
Per esempio il Respighi è soprattutto sul piano compositivo, mentre per altri autori sarà appunto nell'ambito dello studio e della trascrizione. Certamente assumendo talvolta tratti però ambigui per una visione non tanto storica quanto strumentale dell'antico, nella quale si intrecciano istanze estetiche, storiche, ideologiche e politiche. La tradizione musicale italiana, per appunto rubare le parole a Francesco De Grada, si configura per esempio per Malipiero come un'idea, o meglio come un ideale metastorico che rivive o può essere fatto rivivere solo nell'incanto della memoria, in una dimensione lacerata dalla consapevolezza della sua inattualità e irrecuperabilità. Essa è dunque essenzialmente un simbolo lirico e un punto di riferimento stilistico attivo sul piano di una poetica in costante rapporto con le più vive espressioni del pensiero musicale del Novecento. Poi, appunto, lo stesso Malipiero ci confessa nei suoi scritti che con alcuni autori come Monteverdi e Vivaldi ha avuto rapporto medianico. Una famosissima citazione di Malipiero è: un quarto di secolo studiai per uso personale, dovrei dire per uso interno se il farmacista non mi avesse preceduto, la musica antica. Per i classici della musica classica patrocinata da D'Annunzio nel 19, un personaggio sempre diciamo, del circuito della generazione dell'80, Alceo Toni, che era stato allievo tra l'altro di Torchi a Bologna, aveva curato la revisione per pianoforte a quattro mani delle 4 stagioni di Vivaldi. Ecco, però bisogna dire che in questi 2 primi decenni, diciamo che appunto la musica di Vivaldi era conosciuta ma non benissimo. Certamente, come spesso è capitato a compositori del passato, nell'Early Music Revival del Novecento, anche Vivaldi deve scontare il caso delle inesattezze della sua biografia. Infatti c'è una certa confusione rispetto al compositore, tanto che bisognerà aspettare gli studi degli anni 50 e 60 per definire data di nascita e morte. Però in questo contesto, nel 1899, il primo a rompere il silenzio sugli studi dedicati a Vivaldi è appunto lo storico della musica Luigi Torchi, con un lungo contributo sulla rivista musicale italiana sulla musica strumentale e, come spesso capitava all'epoca, nella prospettiva di un'istanza nazionalistica, un tema che appunto sarà molto vagheggiato anche dagli autori della generazione dell'80, dunque Torchi scorgeva nello stile vivaldiano le basi del futuro sinfonismo viennese. Ecco, quindi Vivaldi viene visto come grande maestro, al contrario di quel che pensava e scriveva certa musicologia tedesca che sminuiva la connessione tra Vivaldi e Bach, e appunto negli studi vivaldiani, come ben noto, il 1927 rimane un anno fondamentale per gli studi e per la storia della musica in generale. Appunto con la riscoperta dei fondi Foà e Giordano da parte del musicologo Alberto Gentili, e che sarebbero poi stati donati all'Università di Torino, grazie appunto agli interventi dei 2 mecenati, Foà e Giordano, che diedero il nome al grande fondo appartenuto originariamente al conte Durazzo. È un fondo particolarmente interessante certamente per la presenza dei 27 tomi di opere di Vivaldi, ma anche per intavolature d'organo di musica tedesca e 10 tomi di opera di Alessandro Stradelli. Certamente questo evento, il 1927, è un evento catalizzatore di energie per la conoscenza della musica di Vivaldi. Una brevissima scorsa di quel che succede in quel periodo, elementi che ci ritornano utili per ricostruire un contesto. Da una parte appunto l'Accademia di Musica Antica di Venezia nel 28 pubblica un bando che poi viene vinto da Arcangelo Salvatori per scrivere un articolo sulla musica di Vivaldi. Marc Pinchel appunto fa tutta una serie di studi tra il 13 e il 29. Vengono pubblicate poi le prime edizioni di concerti vivaldiani per ricordi a cura di Alberto Gentili e appunto uno degli eventi più importanti è sicuramente la prima settimana musicale senese promossa dall'Accademia Chigiana e da Alfredo Casella in primis,
che con questo evento nel 1939, quindi a un passo dalla Seconda Guerra Mondiale, pone però la necessità di conoscere e quindi di consultare i manoscritti appunto conservati a Torino, di cui appunto tanto si era parlato negli ultimi 10 anni, che però c'erano ancora delle difficoltà per la possibilità di consultazione, quindi di conoscere quella musica appunto del compositore. Era il 1939 e questo, diciamo, rappresenta un po' il primo grande incontro tra la cultura musicale italiana e la musica di Vivaldi. All'epoca Casella, appunto, che era direttore artistico, aveva già pubblicato diverse edizioni di musica vivaldiana negli anni 30 e fu tra i patrocinatori della prima settimana senese dedicata appunto a Vivaldi. Nell'introduzione appunto alla settimana è un documento particolarmente interessante perché ci permette di comprendere la visione sì di Casella, ma anche la visione dell'epoca rispetto al lavoro che si stava facendo. Infatti Casella nell'introduzione ricorda quali erano stati i principi fondamentali che li avevano guidati nella scelta della programmazione, primo fra tutti quello di presentare tutti gli aspetti della gigantesca figura del prete rosso, cioè la musica teatrale, quella religiosa, strumentale accanto a quella cameristica. Questo non è un aspetto irrilevante perché molta appunto, delle edizioni a stampa che erano uscite comunque nel corso degli anni, delle trascrizioni, eccetera, riguardavano soprattutto la musica strumentale. Invece, appunto, Casella, e poi lo dice anche in seguito, preferisce mettere, diciamo, l'accento su tutta la produzione del compositore. Il secondo criterio fu quello di eseguire per quanto fosse possibile solo musiche inedite e quindi di andare a studiare i manoscritti che si conservavano a Torino. Invece, sui criteri che avevano guidato le elaborazioni delle musiche, Casella aggiunge un elemento molto interessante per la comprensione di quel contesto, ovvero scrive: ognuno sa più o meno che cosa sia una trascrizione e quanto parte abbia in essa la personalità del trascrittore che viene a sovrapporsi a quella del trascrittore originale. Di trascrizioni di Vivaldi ne esistono già parecchie, tra cui quelle di Bach. Ma questa volta si trattava non di presentare delle trascrizioni, ma di ricostruire, sin dove possibile, il pensiero originale. E da allora io, quanto i miei collaboratori, abbiamo seguito i principi di estrema prudenza stilistica, cercando ogni qualvolta il testo era incompleto di ricostruire quanto mancava del manoscritto. Ecco, questo è un approccio, a mio dire, particolarmente interessante che appunto siamo nel 1939, va ricordato. Chiaramente va rivista anche nella personalità di Casella, però è sicuramente un approccio, diciamo, straordinario. Un'altra cosa che Casella scrive molto interessante in questa introduzione è appunto il suo approccio, riguarda il suo approccio alla trascrizione. Infatti dice: per quanto riguarda lo strumentale, è stato conservato fedelmente quello originale. Non mancavano certo le tentazioni di trascrivere per un'orchestra più attuale talune di quelle musiche, come ad esempio il Gloria, ma le ragioni culturali hanno prevalso su ogni tentazione e così l'orchestrazione di Vivaldi è rimasta pura, eccezione fatta per alcuni insignificanti ritocchi alle parti di tromba del Gloria e qualche parte centrale degli archi. Ecco, anche questo è un tema interessante e rispetto appunto alle trascrizioni degli anni precedenti chiaramente c'è un cambio di prospettiva, non più appunto, chiaramente sono passati 20 anni dai lavori realizzati con la raccolta di D'Annunzio, però certamente a distanza di 20 anni c'è un capovolgimento di prospettiva. E se posso chiudo, ok? Posso? Ecco, il panorama editoriale legato alla musica di Vivaldi era particolarmente ricco e adesso appunto compositori come Respighi, Malipiero e Casella diedero certamente un importante contributo. Basti pensare per esempio, cito due esempi che guardano ovviamente a tempi ben più passati, l'edizione della Sonata in Re, cura di Respighi nel 1908 e quella del concerto in La cura di Francesco De Guarnieri o le edizioni appunto chiaramente curate da Malipiero Casella.
Così come appunto lo stesso Gentili, forte della riscoperta dei manoscritti torinesi, aveva curato alcune edizioni dei concerti vivaldiani. Chiaramente nelle loro trascrizioni c'è anche una visione musicale, non è irrilevante, è una visione che magari appunto in quegli anni guarda ancora alla musica sinfonica e quindi si immagina un Vivaldi sinfonico come comunque viene ancora fatto negli anni 40, per esempio a Milano all'Angelicum ci sono le registrazioni di esecuzioni che sono ancora chiaramente legate al mondo sinfonico. Va fatto ancora un passaggio per, diciamo, quello che noi conosciamo come musica barocca. Però ecco, è un approccio senz'altro interessante. Già quello di Gentili è una visione di un Vivaldi più classico. Dal punto di vista esecutivo, secondo me è interessante notare che in quegli anni c'è a Roma operativo una figura molto interessante come quella di Bernardino Molinari, direttore d'orchestra romano, che era stato allievo di Stanislao Falchi, direttore nei primi del Novecento dell'allora Liceo Musicale di Santa Cecilia e che era molto interessato e molto attivo nelle questioni legate alla musica antica, tanto da curare a un certo punto un'edizione di Jeften nel 1905 di Carissimi. E Falchi, con questo chiudo, aveva curato diverse edizioni tra il 21 e il 33 da poter utilizzare con la sua orchestra del Teatro Augusteo. Un contesto in cui si cercò da una parte un ampliamento del repertorio classico e romantico e dall'altra la rivalutazione del patrimonio italiano preclassico. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Trovato che ha appunto così delineato questo quadro del Novecento italiano e dell'interesse per l'antico così importante per la nostra cultura musicale del secolo scorso. Ecco, prima di addentrarci, diciamo, nel vero e proprio argomento di questa mattinata, quindi proprio Malipiero e Vivaldi nel particolare, vorrei dire due parole sui rapporti di Malipiero con appunto la musica antica. Diciamo che il recupero e anche la valorizzazione della musica del passato, come giustamente ricordava la dottoressa Trovato, furono un po' la missione storica che è stata chiamata così della cosiddetta generazione dell'80, e quindi Malipiero si sente in qualche maniera anche incaricato di portare avanti questa missione, sia da un punto di vista musicologico, perché si fa editore, si fa revisore, si fa divulgatore appunto, sia da un punto di vista compositivo, e poi lo vedremo nel dettaglio, perché appunto ricerca le basi dalle quali partire per lo sviluppo di un linguaggio nuovo proprio nell'antico, o ancora nell'uso dei testi delle sue musiche, no? Che sono spesso attinti dalla letteratura antica. Ecco, visto il grande lavoro di Malipiero nei confronti della musica antica, forse si potrebbe parlare di un Malipiero musicologo, quindi, ma chi conosce anche solo un po' di sfuggita gli scritti malipieriani sa che sarebbe stato impossibile chiamare Malipiero musicologo. Infatti nel 66 Malipiero scrive riguardo proprio alla parola musicologo, lui dice: un ramo delle mie ricerche mi interessa particolarmente perché ebbe grande importanza per la mia arte e mi onorò di un titolo al quale non ho mai aspirato e ne accetto, che è quella di musicologo. E quel cologo, in qualche maniera, suona veramente male. Lui dice: è squisitamente antimusicale, non so perché non lo si applichi alla pittura o comunque alle altre arti. Ma chi aspirerebbe, per esempio, al titolo di pitturologo, dice lui. Ma un po' a parte le provocazioni tipiche, insomma, di Malipiero, in uno scritto pubblicato qualche anno prima, nel 31, che è intitolato Vocabolario dell'italiano della critica musicale, alla voce musicologo si legge: musicologo è colui che si occupa di musica antica perché non può capire nessuna musica, preferisce la musica inedita e sconosciuta che gli evita pericolose contestazioni. Si deve ai musicologi l'indifferenza del pubblico per l'arte del passato, perché nemmeno le riduzioni e le deformazioni armoniche applicate onde ottocentizzare tutte le musiche
hanno potuto vincere la noia, anzi, ad un bagaglio già noiosissimo se ne è aggiunto uno ancora più noioso ancora. Queste sono le parole di Malipiero, appunto, tra virgolette, musicologo. In realtà Malipiero musicologo lo è stato, senza dubbio, in particolare in un'occasione relativamente poco conosciuta, che è la stesura di un articolo che Malipiero intitola Un frontespizio enigmatico, chi cerca trova, ed è un articolo pubblicato nel 1930 che tratta del ritrovamento del frontespizio annotato del teatro alla moda di Benedetto Marcello, che un po' chiarisce le incertezze dell'epoca, ovviamente, sui dubbi legati appunto a questo frontespizio. E Malipiero fa questo ritrovamento, lui dice per caso, perché appunto non si sente musicologo, e scopre ad esempio che Benedetto Marcello aveva chiamato un personaggio, il personaggio di un compositore appunto del teatro alla moda, l'aveva chiamato Aldiviva, anagrammando proprio il nome di Vivaldi. Ecco, ogni qualvolta ho avuto occasione un po' di lavorare su Malipiero, trovo assolutamente imprescindibile partire dai suoi scritti, perché il compositore ci ha lasciato un numero vastissimo di scritti, alcuni editi, altri no, e questi lavori si rivelano sempre fondamentali per ricostruire una parte del percorso personale o compositivo, o anche della sua personalità, insomma, e soprattutto ci chiariscono le modalità di approccio alla musica, allo studio che Malipiero aveva deciso di porre un po' alla base del suo lavoro. Qua li ho riportati un po' nelle slide e ho intitolato la slide Malipiero frequentatore di parole, proprio riprendendo una bellissima definizione coniata da Andrea Zanzotto in un articolo per il Sole 24 Ore del 1993, proprio per dimostrare che Malipiero scriveva molto, cioè era un frequentatore di parole. In questi lavori è racchiuso un po' tutto lo spirito di Malipiero, passionario, polemico, contraddittorio, spirito ovviamente che però evidenzia senza alcun dubbio l'interesse per l'antico, lo vediamo già un po' dai titoli in realtà, no? Interesse per l'antico che tra l'altro spesso e volentieri mi sento di puntualizzare non può prescindere da Venezia come città per Malipiero, ovviamente. All'inizio della sua carriera la necessità di autonomia nello studio, che si è un po' appunto manifestata dopo aver vissuto con sofferenza l'esperienza di allievo, lo portò a vivere un po' il passato musicale veneziano da autodidatta e da trascrittore, diciamo, dei primi del Novecento, iniziando a frequentare le sale della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, la quale diventerà proprio il luogo dove poter finalmente studiare gli antichi musicisti. E quindi Malipiero, apprendiamo che a soli 20 anni, il 23 agosto 1902, si reca alla Biblioteca Nazionale Marciana quando ancora le sale della lettura della biblioteca erano a Palazzo Ducale, e chiede di poter consultare inizialmente il manoscritto dell'Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi. Ecco, leggendo gli schedoni che allora i lettori erano obbligati, diciamo, a compilare quando consultavano i manoscritti della Biblioteca Marciana, si legge che tra le opere consultate da Malipiero si trovano tutte le opere per clavicembalo di Baldassarre Galuppi, una sonata e due minuetti di Benedetto Marcello, la Passione di Niccolò Jommelli, il filosofo di campagna, sempre di Galuppi, e le cantate a voce sola di Alessandro Stradella. Tra l'altro queste sono le consultazioni che noi troviamo riportate ovviamente nel registro, ma è facilmente immaginabile che Malipiero abbia consultato molto di più ed è probabile che, magari essendo già un po' di casa alla Marciana, non sempre abbia compilato il registro in maniera, diciamo, precisa e puntuale. Ecco, come è noto, e come dicevo prima, Malipiero, oltre che compositore e revisore, è stato anche un creativo divulgatore della musica antica. Lo abbiamo sentito prima, negli anni 10 cerca di portare avanti il progetto editoriale dei classici della musica italiana, e i primi volumi del progetto infatti vedranno la luce nel 1919 e conterranno al loro interno proprio musiche di Bassani, Galuppi, Jommelli, Benedetto Marcello, Tartini, tutte musiche che sono conservate alla Marciana, alla Biblioteca Marciana, almeno in copia, se non in originale. Quindi sono musiche che lui ha potuto vedere, quindi l'importanza della Biblioteca Nazionale Marciana per Malipiero.
nel rapporto con l'antico fondamentale sarà quello che egli ha chiamato l'armonioso labirinto nel saggio del 46, il quale, come giustamente fa notare Francesco de Grada, un importante studioso, non è tanto una storia del pensiero teorico del Cinquecento, questo armonioso labirinto. Dentro ci sono riflessioni su Zarlino, Galileo, Artusi, Monteverdi, c'è molta Venezia sicuramente, è molto passato, molto antico, ma Francesco de Grada lo chiama un privato itinerario intellettuale. Considerate poi che dallo studio di Zarlino nasceranno due famose composizioni malipieriane, che sono appunto Magister Josephus del 57 e la Sinfonia per l'Antigenida del 62. Malipiero poi trovò grandi ispirazioni anche nei poeti, nei letterati, come dicevo prima, sono presenti nella sua biblioteca, conservata oggi alla Fondazione Cini, e hanno ispirato, diciamo, anche le sue musiche. Un esempio è Anton Francesco Doni, sicuramente, le sue filastrocche le ritroviamo nel Torneo Notturno, per esempio, o ancora Arentino, Sansovino, il Poliziano, ecco, assolutamente. Tutti questi poeti Malipiero li chiama il vivaio poetico del suo teatro, quindi lui è consapevole, sono tutte scelte assolutamente consapevoli. Diversi negli anni sono stati gli studi condotti su Malipiero e l'Antico, ovviamente. Tra l'altro alcuni svolti con il compositore ancora in vita, come potete vedere dalla slide, e molti altri ovviamente successivi. Questi studi sono tutti unanimi nel sottolineare l'importanza dei lavori malipieriani dedicati all'antico, ma sono anche concordi nell'affermare che il rapporto di Malipiero con la musica antica non rispettasse, diciamo, per dirla con una terminologia contemporanea, gli standard internazionali in qualche maniera, no? De Grada ad esempio definisce l'atteggiamento malipieriano verso l'antico un insieme anti-intellettualistico e al limite antistoricistico nei riguardi del passato. Scrive che Malipiero non presenta coerenza nel contatto con la storia perché la vive in prima persona e non riesce ad oggettivizzarla. Egli dice in sostanza che gli manca la prospettiva, appunto, perché rimane troppo coinvolto in qualche maniera a livello anche sentimentale proprio. Ancora Nino Pirrota scrive che Malipiero nell'approcciarsi all'antico spesso ribalta avvertenze e cautele. Ancora Pieri descrive Malipiero come un uomo sarcastico e umoroso che aveva letto al rovescio tutti i libri. Ma entrando più nello specifico del materiale musicale, De Grada relativamente alle realizzazioni, ad esempio per basso continuo fatto da Malipiero proprio per le opere vivaldiane, scrive che Malipiero segue solitamente una linea molto semplice che però non sempre si adatta, diciamo, a tutti i compositori antichi. In realtà, proprio relativamente alle revisioni, Malipiero si lamentava moltissimo di quelle date alla luce dai suoi contemporanei o predecessori. Nella prefazione al suo volume su Vivaldi del 58, infatti Malipiero scrive, oltre che scrive anche che la musicologia è l'unica risorsa per compositori falliti, sempre prendendo con i musicologi, scrive anche che certe elaborazioni di musiche del passato hanno trasformato Monteverdi in un Wagner alla casalinga e di Vivaldi un classico del primo Ottocento. Ecco, quindi queste sono un po' le idee malipieriane. Ci saranno ancora altri studiosi come Razzi, che scrive che l'operazione nei confronti dell'antico di Malipiero era tutta volta all'esecuzione. Dice che sì, spesso gli strumenti malipieriani non erano adeguati al trattamento filologico del materiale, ma che però la realizzazione della prassi era ovviamente svolta all'espressione. Ecco, quindi ci saranno ancora altri. Ecco, molto interessante un aggancio di Barblan in particolare, che parlando proprio della ripresa malipieriana alle opere di Vivaldi, scrive che come per Monteverdi, anche per Vivaldi, Malipiero si è comportato come Napoleone nei confronti degli avveduti generali che si attardavano a litigare sull'attribuzione dei piani di guerra, gli dava battaglia
fidando sull'infallibile suo intuito e viceversa. E vorrei rimanere proprio su quest'ultima parola, intuito, perché di intuito parla anche Pirrota, individuandolo proprio come una guida per Malipiero. Di intuito appunto parla Barblan, parla Pirrota. Io personalmente questo intuito l'ho ricollegato con la mancanza di prospettiva di cui aveva parlato De Grada, di cui vi ho parlato prima. Malipiero lavora di intuito con un coinvolgimento sentimentale che lo porta quasi a uno scollamento dalla realtà. In De Grada, infatti, l'intuito malipieriano è un istinto quasi, no? Un istinto come inclinazione, ma anche come un impulso, come desiderio, come la voglia di riprendere questo antico. Malipiero, insomma, non poteva diciamo fare a meno di affrontare questa modalità, no? E con questa modalità la musica del passato, così come lui poi affrontava quotidianamente ovviamente la vita. Senza considerare che la musicologia della prima metà del Novecento non aveva la stessa consapevolezza della musicologia odierna, infatti lasciava spesso, come molti hanno fatto notare, tra cui anche De Grada, lasciava un po' ai musicisti il recupero della tradizione musicale, non appunto ai musicologi. Quindi il recupero dell'antico in Malipiero ha qualcosa di differente, una differenza che De Grada aveva individuato nel background malipieriano, e il background di Malipiero non è però solo la sua formazione, perché anche altri compositori della generazione dell'80, si pensi a Pizzetti, quando frequentava Giovanni Tebaldini, anche lui aveva pensato al recupero dell'antico, ma secondo me il background di Malipiero, in realtà, di cui parla De Grada, è proprio Venezia. E Venezia è il centro per Malipiero, no? Una Venezia che Malipiero ha sempre vissuto in gran parte da autodidatta. Ecco, concludo dicendo che la visione poetica di Malipiero, che è una visione istintiva, una visione appunto spontanea, come afferma sempre De Grada, al di fuori di un tempo rapportato a una storia esclusivamente privata ed interiore, è l'identità poi anche di Venezia, che per Malipiero, come osserva un altro studioso, Piero Santi, in un suo celebre saggio, in Malipiero questo si fa maschera, e saranno proprio le basi sulle quali Malipiero ha l'opportunità poi di costruire in qualche maniera tutta la sua eredità, ecco, compreso il recupero dell'antico. Ecco, io con questo vi ringrazio e lascerei la parola al professor Fertonani, che si addentrerà sul tema vivaldiano. Grazie. Intanto lasciatemi dire che sia Valentina Trovato sia Paola Cosso hanno delineato benissimo diciamo, il contesto, e anche hanno ricostruito molto bene questo rapporto di Malipiero con l'antico e anche con Vivaldi. Ecco, riflettendo, insomma, mettendo insieme le idee per questa giornata di studi, mi sono reso conto di un fatto che vorrei anche poi sottoporre alla vostra riflessione e alla vostra verifica, perché io per la verità mi sono sempre occupato di Malipiero, quasi sempre, soprattutto proprio per il suo rapporto con l'antico, in particolare per il suo rapporto con Vivaldi, pur essendo un compositore che ho sempre apprezzato moltissimo, che mi ha sempre intrigato moltissimo proprio per questa sua spiccata originalità, e quindi anche a livello di gusto proprio un compositore che mi ha sempre interessato, devo ammettere, molto più di Casella o di Respighi o di Pizzetti. Ecco, mi sono reso conto di una cosa, e vorrei appunto cominciare queste riflessioni con una domanda a voi, che invece siete malipieriani molto più di me. Soprattutto Paola Cosso e Marco Brighenti. Perché è vero che ci sono queste frequentazioni d'annunziane, che c'è l'episodio importantissimo dell'edizione che ricordava Valentina, pubblicata da Notari e D'Annunzio, delle 4 stagioni trascritte da Toni, che poi avrà un ruolo anche importante come revisore di altri concerti. Però
diciamo, consta anche a voi che Malipiero comincia a occuparsi seriamente di Vivaldi solo dopo il 45? Cioè, prima, sì, forse come idea, forse avrà letto. Io ho ascoltato con grande attenzione quello che diceva Paola Cosso sulle schede, sulle frequentazioni di Malipiero alla Biblioteca Nazionale Marciana, ma c'è anche un altro elemento. C'è questa monografia, la monografia di Massimo Bontempelli, no? Che se non ricordo male è del 42, e questa monografia, sì, di Bontempelli, che contiene anche appunto tutta una serie di commenti musicali di Raffaele Kumar, eccetera, una prima succinta antologia anche degli scritti di Malipiero. A un certo punto nella lista delle composizioni di Malipiero si arriva a pagina 165, edizioni di opere antiche. E in questa lista di edizioni di opere antiche troviamo Bassani, troviamo Emilio De Cavalieri, troviamo Galuppi, Iommelli, Benedetto Marcello, Tartini, Monteverdi, tutti i nomi che abbiamo appunto citato e che Malipiero, le musiche di questi autori Malipiero aveva studiato, evidentemente aveva cominciato a studiare molto presto alla Marciana, Leo, eccetera. Non c'è Vivaldi. Certo, alla Marciana Vivaldi, come sappiamo, le musiche di Vivaldi, adesso così vado a memoria, ma credo che ci sia pochissimo, forse addirittura niente, forse ci sono delle edizioni a stampa di qualche opera di concerti. E quindi diciamo l'impressione è che Malipiero davvero raccolga il testimone, per così dire, una volta che Casella, anche per ragioni personali, Casella stava male, esce di scena, e una volta che l'asse della riscoperta di Vivaldi passa da Siena appunto a Venezia con 1947, fondazione dell'Istituto Italiano Antonio Vivaldi. Antonio Fanna, sappiamo i suoi rapporti strettissimi con Malipiero, che diciamo viene investito della direzione artistica di questa impresa gigantesca degli Opera Omnia, ecco, sulla cui forse importanza storica vale la pena, insomma, di spendere qualche parola. Quindi questo perché lo dico? Perché appunto l'intuito, il rapporto medianico con il passato, un atteggiamento sentimentale nei confronti di Venezia, è chiaro che a un certo punto Malipiero si sente investito appunto di una missione che riguarda anche Vivaldi. Vivaldi, che era un compositore, questo io, ecco, consentitemi una brevissima, diciamo, parentesi anche personale di ricordi, perché io sono stato allievo di Francesco De Grada, ho parlato tantissimo con lui del rapporto con Malipiero, tra l'altro quando De Grada morì nel 2005, io ho cercato con la famiglia di capire se c'era questo carteggio con Malipiero di cui lui mi aveva parlato e che ovviamente sarebbe interessantissimo. No, non si è trovato. De Grada aveva nel suo studio, tu Valentina sei troppo giovane, ma nel suo studio aveva in piazza Sant'Alessandro a Milano fuori questa scritta meravigliosa che non so però da dove arrivasse: per essere musicologi non occorre essere negati alla musica. Gianfrancesco Malipiero, autografo. Ora non so se l'avesse scritto per De Grada, che veniva da una di queste lettere, però mi ricordo che io andavo a ricevimento da lui, leggevo questa cosa e ridevo come un matto, perché ovviamente mi sembra una cosa bellissima. Ecco, quindi nel momento in cui Malipiero si sente investito di questa missione, e ricordo che appunto prende in mano anche Vivaldi. E ricordo che De Grada mi parlava di rapporti anche burrascosi proprio sulle tecniche editoriali, su questioni testuali. De Grada aveva una formazione
diciamo di storico della musica, di musicologo, veramente di pochi, aveva una competenza straordinaria, diplomato in composizione, aveva fatto la scuola di paleografia musicale di Cremona, eccetera. E mi ricordo che lui faceva un po' le pulce a Malipiero, e che Malipiero poi troncava le discussioni dicendo: ma appunto io Vivaldi lo vedo in sogno, c'è un rapporto medianico, eccetera. Sì, e quindi lui resterà fatto, diceva, vabbè, pur amando molto Malipiero. E mi diceva anche un'altra cosa, dicendo, ma alla fine sarà per le centinaia di edizioni che ha fatto Malipiero, sarà per questo, ma alla fine Malipiero era un grandissimo appassionato di Monteverdi, ma Vivaldi non è che gli piacesse poi così tanto, cioè era come dire, proprio più una missione, un rapporto appunto sentimentale, un rapporto intuitivo, eccetera. Ecco, quindi è un rapporto che incomincia anche abbastanza tardi e che ha tutta una serie di aspetti assolutamente paradossali, anche trattandosi di Malipiero, no? 47, dal 47 al 72 c'è questa impresa gigantesca, direzione artistica degli Opera Omnia, appunto alla quale collaborano anche moltissimi storici della musica, musicologi, ma anche per esempio c'è Bruno Maderna che fa qualche edizione di opere sacre, Antonio Fanna, Angelo Efrichian, eccetera. Però Malipiero fa, adesso non so la percentuale, non so, credo il 97-98% delle edizioni. E davvero lì c'è un cambio di prospettiva. Tu prima, Valentina, citavi Casella, che ha avuto un'importanza enorme, eccetera. Ma Casella veramente tra le intenzioni e poi la prassi c'è uno iato spaventoso, perché le sue edizioni sono davvero sconcertanti. Cito un caso che forse conoscete, ma tra le musiche, ovviamente Casella aveva una grande sensibilità di compositore, quindi le edizioni che fa delle musiche di Vivaldi sono di composizioni di altissimo livello artistico, cioè va a scegliere cose molto, molto, molto belle di Vivaldi. Ma quando, per esempio, c'è quel concerto, Il riposo, dove Vivaldi scrive senza cembali sempre, no? Vivaldi poi certe cose molto... E lui cosa fa? Scrive una parte di cembalo concertante. Cioè, ora va bene sovrapporre no? La personalità del revisore al trascrittore, benissimo, però certe volte sembra veramente una sorta di provocazione. Vabbè. Con Malipiero effettivamente invece con gli Opera Omnia c'è un cambio di prospettiva, perché c'è l'idea, come ricordava prima molto bene Paola Cossu, di appunto mettere in campo un'edizione destinata all'esecuzione, ma per capirci pulita, senza aggiunte, senza interventi invasivi da parte del trascrittore, ed è davvero stata un'impresa storica fondamentale. Vi cito un esempio molto banale, se volete, ma io sono insomma consulente di questa Vivaldi Edition discografica che dovrebbe concludersi nel 2028, quindi ho rapporti con i musicisti, con gli interpreti, e ovviamente adesso è quasi tutto, forse tutto digitalizzato a Torino, no? Però alla fine le edizioni Malipiero uno le guarda sempre, le consulta sempre, le utilizza ancora, quindi anche dopo che è stata messa in cantiere all'inizio degli anni '80 l'edizione critica delle opere di Vivaldi, comunque queste edizioni continuano ad avere un ruolo fondamentale, e sono edizioni concepite comunque veramente con un nuovo intento. Quindi da questo punto di vista
va sottolineato questa dedizione di Malipiero di porsi al servizio di Vivaldi, del pensiero di Vivaldi. D'altra parte, poi nel 1952, cioè quindi 5 anni dopo che incominciano a essere pubblicati i primi volumi degli Opera Omnia, Malipiero scrive questa Vivaldiana per orchestra, che appunto si ricollega alla Cimarosiana del 1922, anticipa poi la Gabrieliana del 1971, no? Altri compositori molto amati da Malipiero, che è sconcertante perché sembra contraddire tutto quello che Malipiero dice, fa ed effettivamente realizza con le edizioni. Nel senso che Malipiero prende alcuni concerti per archi di Vivaldi e li rimonta, li smonta, li rimonta, ne cambia la strumentazione e quindi fa una di quelle equivoche interpretazioni, come lui stesso le aveva definite, ma fuori tempo massimo verrebbe da dire, no? Cioè, da un lato fa le edizioni e dall'altro gioca, per così dire, con Vivaldi. E anche in questo credo ci sia tutto Malipiero, le sue contraddizioni. E poi c'è naturalmente un'altra contraddizione, no? Perché certo uno può dire questo libretto è il 1958, no? Antonio Vivaldi, il Prete Rosso, pubblicato da Ricordi, che è stato appunto citato da Paola Cossu. È un libro di musicologia? Ma forse no, è un libro però di straordinario interesse culturale e anche di un certo valore letterario, perché appunto Malipiero è un compositore che non è che scrive come altri compositori, magari semplicemente parlando della propria poetica, ma Malipiero in questo senso è un compositore alla ottocentesca, alla Wagner, alla Berlioz, alla Liszt, cioè che scrive dei saggi di grande interesse. Ci sono dei passaggi veramente folgoranti qui e in quest'altro breve scritto che si chiama semplicemente Antonio Vivaldi, sono poche pagine, che è contenuto nel Filo d'Arianna, Saggi e Fantasie, questo volume del 66 pubblicato da Einaudi. Per esempio c'è questo passaggio appunto di Antonio Vivaldi, questo breve scritto pubblicato nel Filo d'Arianna, che io ricordo, ero ancora appunto studente, poi mi sono laureato con una tesi su Vivaldi e ho letto questa cosa e sono rimasto secco, proprio folgorato, perché in 2 parole Malipiero dice tutto. E scrive: il Prete Rosso vive, come tutti gli innovatori, fuori del tempo. Il suo stile è quello della sua epoca e lo ha imposto a quasi tutta la musica del XVIII secolo. Non minuetti graziosi né le solite gighe, bensì nuovi ritmi, inaspettate forme di espressione. E qua arriviamo al dunque. Ascoltando per esempio il concerto La notte, si sente che è notte fonda, impenetrabile. Non si può analizzare Vivaldi, non si deve rompere l'incanto abbandonandosi a inopportuna e sterile retorica, trattenere il respiro, ascoltare religiosamente si deve e infine ringraziare le dame pietose che l'hanno aiutato, non vogliamo sapere come, a creare tanti capolavori. Ecco, questa cosa della notte profonda, impenetrabile, è veramente una di quelle intuizioni assolutamente folgoranti, come ce ne sono moltissime anche in questo libretto su Vivaldi. Quindi, appunto, il rapporto di Malipiero con Vivaldi è un rapporto multiforme, verrebbe da dire, di grande però spessore culturale, di grande coinvolgimento anche artistico e che rappresenta sicuramente una pagina
fondamentale nella storia della riscoperta e della rivalutazione di Vivaldi. Ecco, quello che mi viene per tornare un po' all'inizio, delle cose che appunto dicevamo all'inizio, mi viene da chiedere se effettivamente Malipiero si sarebbe occupato di Vivaldi se le cose fossero andate un po' diversamente. Certo, la storia non si fa con i se e con i ma se il conte Chigi avesse davvero continuato ad occuparsi di Vivaldi, se la settimana musicale senese avesse continuato a incentrare gran parte della propria programmazione, della propria attività su Vivaldi, se Casella non fosse stato male, avrebbe continuato. Davvero Malipiero avrebbe avuto questo ruolo? È una domanda credo legittima, perché appunto nel momento in cui Venezia ridiventa il centro degli studi vivaldiani, dell'interesse per Vivaldi, e anche una serie di congiunture storiche portano Malipiero a essere il punto di riferimento di tutto, ecco che appunto Malipiero si mette in gioco e prende diciamo, assume la direzione un po' del tutto. Grazie mille al professore. Ma mi sento di fare un appunto, diciamo, su questo. Anch'io mi sono sempre un po' chiesta questo. Mi è capitato da poco di lavorare su dei testi inediti di Malipiero, che sono dei testi conservati al Fondo Malipiero all'Istituto per la Musica della CINI. Sono dei testi delle lezioni di Malipiero che lui tiene nel 1936 all'Università di Padova. Fa un corso di storia della musica all'Università di Padova nel 1936 e ci sono tutti i testi delle sue lezioni in ordine cronologico, fa una lezione a settimana per qualche settimana. E io mi aspettavo di trovare una lezione su Vivaldi e invece non c'è la lezione su Vivaldi, quindi mi ha molto stupito questo. Era il 36, ancora Vivaldi non era arrivato a Venezia, diciamo, nel senso come interesse musicologico, e quindi probabilmente davvero è per questo. Però appunto non c'è una lezione su Vivaldi. Poi in realtà quel corso era stato interrotto temporaneamente perché Malipiero era stato messo sotto osservazione da parte dell'Ovra nel 36, poi ripreso, quindi io ho ipotizzato magari si è bloccato proprio la lezione in cui doveva parlare di Vivaldi. Insomma, si fanno una serie di congetture, però rimane il fatto che parla chiaramente per 2 lezioni di Claudio Monteverdi, però di Vivaldi quasi veramente niente, insomma, quindi ecco, questo è un appunto storico che mi sentivo di fare sul discorso. Ecco, sì, questo è anche comprensibile, se volete, nel senso che come penso sappiate, è vero che nel 27 incomincia l'acquisizione dei manoscritti vivaldiani a Torino, però forse appunto non si sa abbastanza che fino al 39 questi manoscritti furono visti da pochissime persone. Gentili aveva una sorta di esclusiva, pubblicò pochi concerti, poi riuscì a fare poche edizioni, ma per esempio il Marc Penscherl, che aveva scritto la sua tesi di dottorato su Vivaldi, se non ricordo male, addirittura nel 1913, questo studioso violinista francese, che poi fu il primo a redigere un catalogo delle opere di Vivaldi, tentò inutilmente di poter vedere questi manoscritti. E il punto di svolta fu proprio la settimana chigiana del 39, dove furono eseguiti per la prima volta in tempi moderni tutta una serie di capolavori vivaldiani, e fu lì, diciamo, l'inizio del tutto. Poi ovviamente questa settimana, che ebbe una risonanza soltanto italiana, perché poi
qualche giorno dopo i tedeschi pensarono bene di invadere la Polonia, e quindi diciamo Vivaldi passò un pochino in secondo piano, ma anche tutta una serie di corrispondenti esteri che dovevano venire a Siena, poi non poterono partecipare. Ecco, ovviamente da lì incomincia veramente la diffusione. E poi un altro capitolo fondamentale, perlomeno a livello italiano, fu la prima registrazione completa delle 4 stagioni fatta da Bernardino Molinari, che è stato giustamente citato prima, nel 1942, che fu una registrazione di fortissimo impatto. Tra l'altro c'è anche una recensione proprio di Massimo Bontempelli su questa registrazione. Quindi alla fine è abbastanza anche comprensibile che Malipiero non potesse avere questo grande interesse per Vivaldi fino appunto fino alla fine della seconda guerra mondiale. Perfetto, io adesso lascerei la parola a Marco Brighenti. Grazie. Allora, prima di iniziare il mio intervento, effettivamente vorrei anche dire qualcosa su questo tema. Per quello che ho potuto leggere io anche in interviste a Malipiero, non solo nei suoi scritti, effettivamente lui non cita fino a una certa data quasi mai Vivaldi. Se deve parlare di un compositore del passato è Monteverdi al 99%. Però c'è un'intervista degli ultimissimi anni in cui, in modo abbastanza stupefacente, credo sia l'intervista di Pinzauti, adesso vado a memoria, comunque degli ultimissimi anni, proprio fine anni 60, in cui dice: se devo dire quali sono i miei 2 autori del cuore, dice uno è Domenico Scarlatti e l'altro è Antonio Vivaldi, ma solo per un paio, dice solo per una manciata di concerti. Quindi fa questa dichiarazione abbastanza stupefacente, ecco. Però è vero che, e non cita Monteverdi, però è vero che fino a una certa data Malipiero sembra non occuparsi, ecco, di Vivaldi. Allora, io vorrei oggi tentare un po' di parlare dell'aspetto del rapporto che c'è tra Malipiero e Vivaldi dal punto di vista compositivo. Per farlo vorrei iniziare fare con qualche ascolto, iniziare da un ascolto in particolare, la traccia 1, se giusto un... Perché non va? Aia. Non, sembra che non faccia proprio play. Intanto vi leggo alcune righe dello scrittore trevigiano Giovanni Comisso. Ricordavo quando avevo inteso la prima volta musiche di Malipiero in un concerto cittadino, a poco finita l'altra guerra. Antica e veneziana mi risultava quella musica come il nome dell'autore, di cui mai avevo sentito parlare. Chiesi se era un contemporaneo di Benedetto Marcello, di Vivaldi o di Monteverdi, e il mio piacere fu ancora maggiore come mi si disse che Malipiero era un nuovo compositore del nostro tempo. Vediamo se... Ok. Questo è appunto è Giovanni Comisso. Che dire del rapporto tra Malipiero e Vivaldi? Allora, si può quasi guardare in modo prospettico, cioè ci sono diversi gradi di rapporto. Il rapporto, diciamo, zero è quello di cui abbiamo parlato finora, è il rapporto tra un musicologo e Vivaldi, un musicologo che cura l'edizione critica di Vivaldi. Un altro tipo di rapporto è quello che ebbero moltissimi compositori della generazione dell'80 con l'antico, che potremmo chiamare una forma di rapporto quasi che va sotto l'etichetta di neoclassicismo, quello che fece Casella con Scarlatti, con Scarlattiana, per esempio, o che fece primo fra tutti Tommasini con le donne di buon umore. Ecco, questo è un rapporto, quindi non funzionava? Sì, sì, sì. Si riesce a metterlo da lì. Ah, peccato. Sì, esatto. Ascolta, facciamo così, se no uso...
Era solo giusto per l'inizio, perché mi dispiace perché se riusciamo a collegare il mio computer così a sto punto faccio direttamente io. L'audio. Ecco, questo che abbiamo sentito è il secondo movimento della Sesta Sinfonia degli Archi, scritta proprio nel 47, cioè nel momento in cui inizia l'avventura, diciamo, vivaldiana. Ora vi faccio sentire l'inizio di un largo di Vivaldi. In questo caso ho scelto l'edizione diretta da Hermann Scherchen, anche per omaggio a Scherchen, che era un amico, diciamo, comunque collaboratore di Malipiero e che, come sapete, morì proprio dirigendo. Adesso qua c'è il problema della pubblicità. Ecco, lasciando la musica sullo sfondo, questo doppio ascolto in qualche modo vorrebbe essere un commento alle parole di Commisso che vi ho letto prima. Quest'idea, dice Commisso, di una musica maliperiana che in qualche modo si confonde con quella antica di Benedetto Marcello, di Vivaldi, di Monteverdi. Ecco, come vi dicevo, il rapporto tra Malipiero e Vivaldi quindi può essere diviso in secondo tre gradi in qualche modo. Il grado zero abbiamo detto è quello di curatore delle edizioni di Vivaldi, quello di cui si è parlato finora. Un secondo tipo di rapporto può essere quello che accomuna Malipiero con altri autori della generazione dell'80 e che potrebbe andare sotto l'etichetta di neoclassico. Dicevo, quello che fa Casella con Scarlattiana, quello che fa Pizzetti col Gregoriano, per esempio, quello che fa Respighi con il concerto gregoriano, o ancora prima con il concerto all'antica del 1908, e quello che fa Malipiero appunto con la Cimarosiana, con la Vivaldiana e con la Gabrieliana, che è una delle sue ultimissime opere. Però io non vi parlerò oggi della Vivaldiana, perché io ritengo che questo aspetto del Malipiero rielaboratore, reinventore del passato, in questa forma sia assolutamente secondario e meno importante di un aspetto più, come dire, carsico dell'attività compositiva di Malipiero. Cioè, Malipiero in fondo non è un neoclassico. Ha avuto episodi neoclassici, quello appunto della Cimarosiana, della Vivaldiana o della Gabrieliana, o anche dei Madrigali di Monteverdi, trascritti per orchestra. Per neoclassico intendo un rapporto abbastanza diretto ed esplicito con i testi, cioè dei pastiche, per esempio delle riorchestrazioni più o meno modernizzate, ma un rapporto abbastanza diretto con un testo che comunque originalmente è di un autore lontano. C'è un rapporto però di Malipiero molto più carsico, dicevo, con il mondo vivaldiano. Malipiero scrive spesso, e lo ripete quasi alla noia, che il suo modo di comporre non deve assolutamente nulla al modo di comporre dei maestri del classicismo tedesco. Se c'è una parola che Malipiero assolutamente aborre è quella di sviluppo. Cioè quell'idea di una forma, che è l'idea, se vogliamo, anche un po' semplificata da parte di Malipiero, ma quell'idea di un tema che quasi come una sostanza aristotelica si sviluppa, ha le sue varie diramazioni
cioè viene voltato, rivoltato e poi viene riproposto e ripresentato. Quest'idea dell'identità tematica, che si lega poi al suo sviluppo, è da Malipiero radicalmente rifiutato. In favore di che cosa? Ecco, in favore di quella che lui ritiene l'antica idea di composizione all'italiana. Cioè, lui dice un modo di comporre che si basa su una fantasia capricciosa, che si basa su su un rapporto tra i temi che è assolutamente basato sull'intuito e non su un rapporto analitico tra i temi. Parla anche spesso di un'architettura pensile. Dice la musica italiana non è quell'architettura in qualche modo, verrebbe da dire, pesante o comunque ben salda del classicismo tedesco, è un'architettura pensile, quella che dice si ritrova in Scarlatti, eccetera. Ora, il punto che vorrei mettere in luce è proprio questo. Malipiero e il suo rapporto con l'antico non è semplicemente quello di un neoclassico che fa dei pastiche o che riorchestra delle opere, ma è qualcuno che utilizza l'antico per cercare proprio una pratica compositiva propria. Da questo punto di vista, i legami con Vivaldi possono essere più o meno eclatanti, ma sono a volte anche più interessanti di quanto possa sembrare. Si diceva che appunto, tu citavi prima il 1936, no? L'anno in cui Malipiero poi viene anche messo sotto sorveglianza, in cui a quanto pare non c'è il nome di Vivaldi nei suoi corsi. Però il 36 è anche l'anno di composizione della seconda sinfonia di Malipiero, la cosiddetta sinfonia elegiaca, di cui ora vorrei farvi sentire l'inizio. Allora, innanzitutto noi dobbiamo, come dire, cogliere quello che non c'è, soprattutto in questa sinfonia. Cioè Malipiero sceglie di non iniziare la sua sinfonia con un gesto eclatante o con un pedale, per esempio, o con un tremolo. Cioè mancano all'inizio di questa sinfonia tutti i cliché classici, diciamo, del sinfonismo di primo Novecento. E sceglie invece di iniziare certo. E sceglie invece di iniziare la sinfonia con un tema ritmico che ha qualcosa di vivaldiano. Cosa si può notare di questo stile di composizione di Malipiero? Adesso non possiamo sentire tutto il primo movimento, però innanzitutto abbiamo un tema ritmico ternario molto marcato che può ricordare quello dei concerti barocchi. In secondo luogo, noi abbiamo un procedimento che è tipicamente vivaldiano, quello per esempio dell'utilizzo della progressione all'interno proprio di quella che si potrebbe chiamare l'esposizione, cioè la progressione armonica che non è utilizzata, diciamo, nel momento dello sviluppo, appunto, nel momento in cui questo tema viene sviluppato, rivoltato, ma è alla terza battuta, che è una cosa che troviamo appunto anche nei concerti di Vivaldi. E in terzo luogo, se ascoltassimo tutto il movimento, vedremo che questo incipit ritmico fondamentalmente è l'unica idea tematica del movimento. Cioè non c'è assolutamente il contrasto tra un primo tema e un secondo tema. Non c'è alcuna dialettica tra primo e secondo tema, c'è una geometria di forme che in qualche modo si ripete per tutto il primo movimento che
Nel testo su Vivaldi che prima citava il professor Fertonani, Vivaldi il Prete Rosso, c'è un punto anche piuttosto ostico da comprendere, ma in cui sostanzialmente Malipelo dice che in Vivaldi c'è questo uso dell'ostinato. Ecco, l'ostinato forse intende in senso senz'altro, ma questa è l'azione di una cellula ritmica che porta avanti un moto perpetuo tutto il movimento. Ecco, questo movimento di sinfonia del 36 è costruito esattamente come il movimento di sinfonia del Vaticano. Chiaramente l'orchestrazione era di Fernando Verdi, non c'è ma intanto c'è questo bisogno degli archi che procede soprattutto per gradi congiunti, c'è questo rifiuto della grande gestualità sinfonica o diciamo, di grandi temi in qualche modo che vengono sviluppati e c'è un procedere piuttosto piano, diciamo, per circa 3 minuti, su una cellula ritmica che viene costantemente ripetuta in maniera appunto ostinata, con piccole divagazioni, con passaggi da una famiglia di strumenti all'altra. Ecco, tutto questo in qualche modo forse non si può dire che sia vivaldiano perché magari nel 36 appunto non aveva ancora avuto un contatto diretto con Vivaldi, ma certamente è un procedere molto da concerto barocco, se non di Vivaldi, di Marcello, di Albinoni, eccetera. Qua siamo nel 36, nel 47 appunto inizia l'avventura degli opera omnia di Vivaldi. Nel 62 Malipiero scrive quella che è considerata da molti, anche da Waterhouse per esempio, una sua opera assolutamente di svolta. È la Sinfonia per Antigenida, siamo nel 62. Faccio sentire giusto l'inizio del secondo movimento. Ecco perché l'ho scaricato. Dove sentiamo che con un linguaggio armonico assolutamente estremamente moderno, dissonante e quant'altro, però noi ritroviamo lo stesso schema di un lento, di un adagio vivaldiano. Sentite che siamo di fronte a un linguaggio che è assolutamente modernissimo, non c'è nulla che possa sembrare neoclassico, no? O comunque neobarocco. Non è il concerto romano di Casella né il concerto gregoriano di Spiga. Per questo anche io reputo il rapporto con l'antico di Malipiero molto più interessante di quello degli altri suoi coetanei. Però nonostante ciò, se sentiamo adesso un concerto di invece c'è la pubblicità di Vivaldi, ci rendiamo conto che questa notte impenetrabile appunto di tanti adagi di Vivaldi, non solo di quello che appunto si intitola La notte, è questa idea magica di una sospensione quasi estatica, no? Questi accordi ribattuti degli archi.
Ecco, credo che basti senza bisogno di proseguire. Quindi inevitabilmente Malipiero utilizza delle, se non delle idee, delle forme, delle intuizioni in questo rapporto medianico appunto che lui aveva col passato. Tra l'altro, a proposito di quello che si diceva prima, cioè Malipiero che non aveva un'idea del passato storicistica, a me verrebbe da dire per fortuna, cioè in un'Italia che comunque era abbastanza impestata dello storicismo crociano, che insomma assolutamente. La cosa interessante è che Malipiero aveva una grandissima cultura letteraria, però io non sono mai riuscito a vedere se in qualche modo Malipiero avesse avuto delle letture filosofiche o cose di questo genere. Non frequentava il circolo dei vociani come era capitato per esempio a Pizzetti, che aveva conosciuto Papini, però in qualche modo Malipiero anche come scrittore, secondo me è uno scrittore di grandissimo valore, si può iscrivere comunque in una sorta di corrente razionalistica di certo Novecento un po' minoritario italiano. A me viene in mente a volte, leggendo Malipiero, certe cose di Emo Capodilista, cioè questi grandi isolati un po' con la penna capace di grandi aforismi. Ecco, Malipiero è questo, è antistoricistico, è antidialettico, per cui io credo che non sia una mancanza nel caso di Malipiero, questa incapacità, soprattutto non volontà di mettere le cose in prospettiva storica, ma sia proprio la sua volontà di rapportarsi al passato dal punto di vista, sempre dal punto di vista dell'intuizione, puramente privatistico, un rapporto assolutamente privato col passato, addirittura proprio autobiografico, ma in qualche modo voluto, rivendicato, e proprio questa capacità di andare incontro al passato in una maniera così libera, così antistoricistica, così antifilologica da un certo punto di vista, secondo me gli ha permesso di reinventare il passato in una maniera molto originale. Come, ecco, se ho tempo per un ultimissimo ascolto, c'è giusto l'incipit della quinta sinfonia, che si chiama Concertante in Eco. Ora, il titolo già ci richiama immediatamente al barocco, all'eco concertante. Ma se noi l'ascoltiamo ci chiediamo, ma che cosa può avere questo? Che rapporto può avere questa sinfonia con il barocco, diciamo, veneziano o comunque vivaldiano? Nessuno apparentemente. In realtà, secondo me, se noi ascoltiamo, noi qui siamo a un grado ulteriore di astrazione rispetto alla lezione vivaldiana. Cioè, Malipiero prende l'idea di concertante, l'idea, e la reinventa in maniera totalmente autonoma rispetto al passato. Cioè, qui concertante diventa sostanzialmente mostrare come gli strumenti e le famiglie delle orchestre agiscono ciascuno in maniera autonoma. Non c'è più la forma, il calco del compositore, ma c'è una sorta di libera improvvisazione tra gli strumenti che circolano passando dai due pianoforti all'ottavino, agli archi, utilizzando tra l'altro tutte le tecniche moderne come per esempio la politonalità, proprio per mostrare la assoluta, come dire, libertà quasi improvvisativa, che ovviamente non ha nulla a che fare col concerto barocco, però è quest'idea barocca, come dire, delle famiglie orchestrali che concertano tra di loro, ed è assolutamente e radicalmente opposta a quest'idea che Malipiero detestava della forma classica intesa come unità, che ha nel tema la sua quasi entelechia, no? Che tiene unito la forma compositiva. Qui siamo all'idea barocca del concertante, senza alcun rapporto prettamente stilistico in senso stretto. Forte sotto sono gli archi che sono quasi completamente autonomi.
Caso tra i contrabbassi. Ecco. Qua, Lazio, l'idea appunto è, nonostante il disguido tecnico, di aver proposto l'idea di un rapporto con Vivaldi veramente molto, molto astratto, cioè molto lontano, ma in realtà fecondo dal punto di vista compositivo. Vi ringrazio. Sì, grazie, assolutamente, è stato molto interessante vedere poi appunto, abbiamo parlato di intuito, abbiamo parlato e poi in maniera teorica, poi abbiamo visto come in realtà nella pratica era proprio questo, come l'antico in Malipiero ci sia, ma non in maniera neoclassica appunto come era diciamo prassi all'epoca, ma è qualcosa che proprio vive interiormente al compositore. Poi, personalmente io credo che sia fortemente legato alla città di Venezia, cioè lui era proprio un veneziano da questo punto di vista, tant'è che finché Vivaldi non arriva a Venezia lui non se ne occupa, cioè in qualche maniera, nonostante Vivaldi sia a Venezia, insomma, ovviamente. E quindi è assolutamente interessante. Chiederei, non so, a Valentina, al professore, se vogliono dire due parole. Sì, no, credo che questi esempi compositivi insomma, siano molto pertinenti e sul fatto che poi Malipiero in qualche modo abbia estratto appunto delle idee che poi ha riconvertito, rideclinato nel proprio linguaggio. D'altronde, se vogliamo risalire proprio alle origini delle intenzioni dei compositori della generazione dell'80, poi ognuno lo fa a modo suo, ovviamente, però l'idea tutto sommato era proprio questa, no? Di prendere eh, esempio, spunto da questo passato illustre, saltando a pie pari gli orrori dell'opera ottocentesca, gli orrori ovviamente dal loro punto di vista dell'opera ottocentesca, ma per Malipiero, a differenza per esempio di Respighi e anche di tutto il sinfonismo tedesco ottocentesco, e tuffarsi in questo appunto passato sicuramente mitico, mitizzato, privo di qualsiasi così prospettiva storicistica, dialettica. Però appunto questo è anche credo il fascino di Malipiero, della sua musica, che è una musica assolutamente inconfondibile e che si nutre proprio di questo rapporto che a volte è anche schizofrenico, no? Appunto col passato, con i grandi modelli, con la grande tradizione. E, per cui mi sembra tutto molto, molto interessante. Tra l'altro, appunto, prima dell'inizio della raccolta, della nascita della raccolta, appunto, patrocinata da D'Annunzio, l'incontro tra Notari e Malipiero avviene per un motivo particolare. Infatti lo raccontano sia Balilla Pratella nella sua autobiografia che poi anche Notari, cioè il fatto che Malipiero voleva pubblicare questa edizione di musiche per voce di Bassani. E quindi, cioè, secondo me è molto interessante anche vedere, come dire, appunto la schizofrenia, questo interesse, diciamo, più che specifica per un autore, anche se per Monteverdi c'è chiaramente un amore, c'è un interesse e un amore anche per Vivaldi, ma proprio per un mondo, quindi c'è la volontà un po' di appropriarsi di un'altra voce, ecco, di un altro mondo. E quindi appunto il mito, c'è quest'idea che è assolutamente, secondo me, legittima, di un mito, di un'epoca che appunto che loro cercano di recuperare anche per un
diciamo, per darsi una certa dignità come compositori, che è vera, perché comunque se noi guardiamo alle figure appunto di tutti questi compositori che vanno sotto un cappello, ma che in verità sono esperienze molto diverse, c'è un'idea del passato che non è storicizzata, ecco. E sicuramente è un aspetto positivo. Mi colpiva appunto l'incontro con Notari di Malipiero, appunto Notari lo racconta in modo un po' pittoresco, dice, ah, l'ho incontrato da Cova e insomma mi diceva che voleva pubblicare l'edizione di Bassani, ma Chilesotti gli aveva fatto una promessa che poi non aveva mantenuto. Adesso ve la racconto un po' così, a mo' di novella. E appunto da lì parte poi, insomma, tutto come lo racconta Notari, ovviamente. Da lì poi parte tutta l'idea del progetto che porterà poi, insomma, alla raccolta delle edizioni della musica. Però ecco, mi aveva colpito questa grande varietà di interessi che, insomma, non è per un solo autore, ma proprio per, diciamo, un mito del passato. Ecco. Sì, sì, proprio la ricerca dell'identità è proprio questo. Sì, ecco, se posso aggiungere una cosa, perché giustamente così leggevo nelle parole di Marco Brighenti e anche un certo fastidio, no? Per dire, ah, ma sempre bisogna vedere questa cosa, questo aspetto passato storicizzato, la dialettica. E io sono d'accordissimo con lui. Però questo ha una spiegazione, cioè il fatto di, ovviamente, non è che voglio insegnare nulla, ma riflettendo, no? È che Malipiero è un compositore spiazzante, cioè, e quindi come si giustifica una figura come quella di Malipiero, che è un compositore moderno, anzi modernissimo, anzi in certi, se ascoltate, non so, Pause del silenzio, in quel periodo lì è un compositore di una modernità veramente straordinaria, no? Moderno, modernissimo, ma non d'avanguardia. E come lo si colloca? Cioè, è facile dire per un compositore d'avanguardia che guarda il passato in maniera dialettica, nega il passato per andare avanti, la sua musica e la critica della musica del passato. Il caso di Malipiero è molto più difficile, molto più problematico, quindi è anche per questo che si è sempre forse cercato appunto di ragionare, no, criticamente e storiograficamente su questo tipo di, di aspetto, mentre invece il rapporto di Malipiero è un rapporto così veramente molto estetico, no? Con il passato appunto privato, medianico, lui del passato sceglie quello che gli interessa e finisce lì. Viene in mente una cosa che forse questo potrebbe avere giocato anche un momento biografico che è ancora abbastanza misterioso della vita di Malipiero, cioè la sua giovinezza. Lui a un certo punto lascia Venezia insieme al padre perché i genitori hanno divorziato e si reca prima a Trieste e poi a Vienna. Sono comunque gli anni, diciamo, della formazione. Malipiero è adolescente. Eh, Sostanzialmente Malipiero quindi manca di quella cosa tipica che fa la scuola, diceva Umberto Eco, cioè ti dà la possibilità di conoscere i libri senza averli letti. Cosa significa? Diceva questa cosa Umberto Eco per dire fondamentalmente che la scuola pubblica, la scuola di Stato, la scuola dell'obbligo, diciamo così, permette di dare un canone, di classificare quali sono gli autori dal punto di vista letterario, filosofico, eccetera, più importanti. Ma Lipieno in qualche modo manca di questa cosa. E la stessa cosa invece che ebbe, per esempio, Casella a Parigi. Cioè Casella a Parigi studia comunque con Fauré e evidentemente impara in qualche modo qual è nella Francia dell'epoca considerato il canone da seguire. Pizzetti, a maggior ragione, con Tebaldini a Parma, impara ad apprezzare Verdi, Bellini, eccetera. Ma Lipiero no, perché questo momento della sua formazione è per noi assolutamente ignoto e poi è un girovago sostanzialmente insieme al padre. Non si sa bene, probabilmente suonava musica insieme al padre nei caffè, eccetera. E questo si vede moltissimo nella cultura letteraria e non solo di Malipiero. Cioè Malipiero appunto si va a scegliere gli autori lui in maniera assolutamente così rapsodica
e quindi anche il suo rapporto col passato non è mediato da delle sintesi, diciamo, e dai canoni che più o meno la formazione media dà a tutti i suoi. E probabilmente anche questo ha a che fare con la sua incapacità o non volontà, diciamo, di mettere in una prospettiva storica le cose, perché il rapporto è sempre puntuale con quell'autore o quel verso, quella poesia, che poi viene riutilizzata, ripescata, ma senza appunto una prospettiva storica. Forse però, dicevo, è anche questo aspetto della formazione che potrebbe essere, non lo so, è un'ipotesi, anche alla base di questo atteggiamento. Per quanto riguarda Bassani, lì con il rapporto con Chiliesotti, effettivamente dalle lettere sembra che poi Malipiero in realtà utilizzasse un po' Bassani come cavallo di Troia per entrare in contatto con ricordi e magari piazzare giustamente anche l'idea è anche un po' quella. Esatto, perché appunto l'edizione appunto di Malipiero e di Bassani doveva essere fatta per ricordi, ma poi se ne pubblicarono forse solo 2 arie. Bene, io vi ringrazio per essere stati qua, per aver parlato di Malipiero e Vivaldi. Vi ricordo il prossimo appuntamento, la tavola rotonda del 4 dicembre, su Malipiero e la musica per film. Benissimo, arrivederci, grazie.